eravamo propensi a non celebrarle con fuoco, che sappiamo avere un senso se c'è un'autorità politica cittadina presente. Se siamo qui è grazie all'entusiasmo dei più giovani, dei nostri ragazzi, che ci hanno spronato e questo ci ha fatto comprendere quanto anche queste tradizioni siano importanti anche per loro e si siano consolidate nel tempo. Quindi li ringrazio per averci trasmesso un po' del loro ottimismo. Come sapete, quest'anno la torta dei Fieschi è stata annullata, poiché quel giorno, il 14 d'agosto, è avvenuta la tragedia del ponte a Genova. Un fatto incredibile che ci ha colto tutti all'improvviso e soprattutto quando eravamo ormai prossimi a terminare gli ultimi preparativi. So che la scelta di aver annullato la torta non è stata compresa proprio da tutti. Tuttavia noi siamo convinti di aver fatto la cosa più giusta, poiché né quel giorno e neanche in quelli immediatamente successivi non c'era nulla da festeggiare e solo questa consapevolezza ci ha ripagato di tutto il lavoro svolto per mesi per preparare al meglio il 70° anniversario della torta. Senza contare che spostare un evento come la torta dei Fieschi, soprattutto quando ormai è già tutto pronto, non è che sia una cosa così semplice. Quindi termino dicendo che la nostra speranza è quella un altro anno di poter festeggiare il 70° anniversario della torta dei Fieschi, ma al di là di questo, quello che vorrei, l'augurio che mi sento di fare a tutti è che davvero il 2019 possa essere per la nostra città l'anno di un nuovo avvio istituzionale e che la nostra Lavagna, che è così ricca di storia, di tradizione e di tanta bellezza, possa finalmente rialzarsi e ripartire. Buon Natale e buon 2019 a tutti dai Sestieri di Lavagna. Voi lo sapete che c'è il punteruolo rosso, purtroppo, e non solo nelle palme, ma noi con questo confuoco abbiamo cercato di esorcizzare questa presenza invasiva, malefica. E poi, altro aggettivo? No, me li tengo tutti dentro. Vorrei che ci fosse, e i ragazzi bellissimi, splendidi che si sono esibiti mi fanno immaginare questo: spifferi di speranza. Non sarà un vento impetuoso, ma spifferi di speranza. Vorrei augurarli a tutti, alla città, a chi dovrebbe esserci e a chi non c'è, e a quelli soprattutto che non stanno bene, sono tanti. Bene, spifferi di speranza, se li mettiamo tutti insieme, il punteruolo rosso del pessimismo va a farsi benedire. Auguri!